Buongiorno, buona domenica, buona festa della Repubblica a tutti voi. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, partiamo ovviamente con le immagini della cerimonia di questa mattina, ma prima vi dobbiamo dare un'ultima ora, un'ANSA che è stata pubblicata poche ore fa e ci racconta di una giovane di soli 20 anni che ha perso la vita questa notte a Campo Longo Maggiore. Il suo nome è Daniele Coccato, è morto in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Boion di Campo Longo Maggiore in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era in sella ad una Vespa, è finito fuori strada per cause che sono ancora da accertare, ed è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti gli operatori del SUEM 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dunque il giovane sarebbe morto sul colpo. Daniele Coccato, questo era il suo nome. Un'ultimissima ora che dunque ci racconta di un'ennesima strage sulle nostre strade, ma oggi è il 2 di giugno e vi facciamo vedere anche le immagini della festa, la cerimonia che si è tenuta in Piazza dei Signori a Treviso per la ricorrenza del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica. Tanti rappresentanti delle istituzioni, delle amministrazioni locali e delle amministrazioni pubbliche. Si è partiti alle 9:30 in Piazza della Vittoria per la solenne cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione delle corone di alloro in onore dei caduti. A seguire c'è stato lo sfilamento per il centro cittadino di una unità interforze accompagnata dalla banda musicale cittadina Visentin, che è quella che sentite, e poi in Piazza dei Signori con le immagini che state vedendo in questo momento sulle note dell'inno nazionale eseguito dalla banda musicale cittadina. Il personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso ha effettuato il dispiegamento di un drappo tricolore da Palazzo dei 300. A seguire, eccolo qui, questo è il drappo tricolore che scende. Ancora un ringraziamento al comando provinciale dei Vigili del Fuoco che ogni anno stendono il tricolore sul palazzo simbolo della città di Treviso. A seguire la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e i saluti delle autorità. Sotto la loggia dei 300 poi il concerto della banda musicale Visentin, e in queste ore, esattamente a partire proprio dalle 12, quindi in concomitanza con l'apertura della nostra prima edizione, in caserma Boltar, sede della sezione rifornimenti e mantenimento, è stata aperta, inaugurata una mostra statica con le esposizioni di materiali e mezzi di corpi dello Stato. Dunque davvero una giornata importante che non mancheremo di raccontarvi anche questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Prima di dare spazio alla cronaca cittadina ci spostiamo con le immagini sul Natisone. Gli aggiornamenti ce li danno in primis i quotidiani locali e nazionali. Ragazzi dispersi, Patri, Bia e Cristi traditi dall'amore per le foto dell'acqua in posa sorridenti sull'argine di una torrente. Quali qua li state vedendo nelle fotografie, purtroppo si continua a cercare. Gli aggiornamenti ve li abbiamo dati anche con la nostra televisione TV12 di Udine, e ve ne daremo ancora questa sera con Tele4. Queste sono le foto dei ragazzi dispersi, le ricerche continuano, ma ovviamente più aumentano le ore, più si affievolisce la speranza di poterli ritrovare in vita. E allora vi facciamo vi facciamo ascoltare le parole dei Vigili del Fuoco raccolte ieri dai nostri colleghi della redazione di Udine. Dopo ore di continue ricerche non si ferma l'operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco con il ritrovamento del cellulare di Patrizia Cormos, che è stato un punto di svolta nelle ricerche. Sì, grazie all'individuazione con un'attrezzatura dei Vigili del Fuoco con un drone notturno abbiamo individuato la posizione del cellulare. Adesso con estrema fatica, ma siamo riusciti a farlo, con l'intervento dei sommozzatori e dei soccorritori fluviali abbiamo individuato il cellulare dentro una borsettina della ragazza, e quindi di una delle ragazze che è quella che ha diciamo, chiamato i soccorsi. Quindi in questo momento, nonostante, ripeto, le difficoltà dal punto di vista operativo e della sicurezza degli operatori, siamo riusciti a ritrovare questo, che è un reperto importante comunque. Insomma. Ecco, per ora non ci si ferma qui e si prosegue su tutte le vie possibili. L'elicottero e i droni scandagliano il territorio dall'alto, i ricercatori procedono sull'argine mentre i sommozzatori continuano a scandagliare le insenature e le parti dove si potrebbe rinvenire altro, sempre con la speranza di poter trovare i ragazzi.
fango e poi ci sono delle forre, dei cunicoli, dei sifoni, quindi particolarmente complessa la situazione lì. Chiaramente voi continuerete a scandagliare in lungo e largo, no? Sicuramente con tutti i mezzi a disposizione che abbiamo, quindi abbiamo fatto prima con l'elicottero, abbiamo fatto con i droni, a terra e via acqua, tutto quello che è nelle nostre possibilità. Continueranno mano a mano verso valle, quindi noi batteremo in maniera razionale e scientifica tutti questi punti. Non è facile, ripeto, dal punto di vista tecnico perché è pieno di cunicoli, di sifoni e quindi qualsiasi oggetto potrebbe essersi infilato lì dentro e magari emergere dopo qualche giorno. Sì, questo è nella natura delle cose, quindi adesso la corrente è ancora molto forte, però è già più bassa, il livello più basso di ieri e questo ci ha permesso anche di ritrovamento della borsa. Vediamo gli eventi perché poi il meteo fa il suo lavoro e quindi... Attenzione, c'è un'ultimissima ora, ce la dà Alessandro Cesare sul Messaggero Veneto. Il Natisone ha restituito 2 corpi dei 3 ragazzi dispersi. 2 corpi sono stati trovati. Dopo giorni di ricerche, i volontari della Protezione Civile hanno individuato 2 corpi dei 3 ragazzi dispersi da venerdì nelle acque del Natisone. Nella mattinata di oggi, si legge nell'articolo del Messaggero, la Protezione Civile ha deciso la chiusura dell'accesso a Premariacco Beach perché le persone continuavano a recarsi sulla spiaggia a curiosare. Intanto Alessandro De Sabat è stato chiamato al campo base perché conosce molto bene il fiume Natisone e i suoi anfratti, ex coordinatore della Protezione Civile di Premariacco e pescatore. Dunque, guardate, ultimissima notizia del Messaggero Veneto che chiaramente rimbalzerà ora in tutti i quotidiani nazionali. Abbiamo anche noi cambiato il titolo della nostra prima edizione. Il Natisone ha restituito 2 corpi dei 3 ragazzi dispersi. Dunque c'è un punto di arrivo, per quanto tragico, di questa triste vicenda. Ieri era stata trovata la borsetta con il cellulare, pensate, perfettamente funzionante, e oggi il fiume restituisce 2 corpi. Davvero un cerchio che inizia a chiudersi. Ricordo che quella spiaggia è stata chiusa, Premariacco Beach, proprio perché purtroppo ci sono sempre i soliti curiosi che non, insomma, in barba un po' anche all'etica di momenti come questi, preferiscono invece che stare alla larga andare a disturbare il lavoro dei soccorritori che sono lì e stanno lavorando, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e ovviamente Vigili del Fuoco. E così si è resa necessaria la chiusura di quel luogo. Torneremo a ricordarvi questa notizia perché è una notizia importante, ve la riporteremo anche questa sera nel nostro telegiornale con il servizio dei colleghi di Tele4 di Trieste. Ora andiamo avanti perché ieri è stata una giornata importante dal punto di vista dei soccorsi e dei salvataggi. Andiamo prima a Jesolo con 2 bagnanti, 2 turisti in grave difficoltà che sono stati salvati dall'intervento dei bagnini. Momenti di paura questa mattina a Jesolo dopo che un gruppo di una quindicina di turisti, molto probabilmente dell'Est Europa, ha deciso di entrare in acqua nei pressi della Torretta 24, in corrispondenza delle piazze Milano e Torino, nonostante la bandiera rossa e le continue segnalazioni d'allerta dei bagnini. Quando poco dopo 2 di loro sono stati visti in grave difficoltà, è stato immediato l'intervento degli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo. I 2 sono stati portati subito fuori dall'acqua. Uno si è rialzato autonomamente, mentre per l'altro sono state necessarie le pratiche di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del SUEM 118. L'uomo, che avrebbe poco più di 50 anni, è stato ricoverato al pronto soccorso di Via Levantina per accertamenti. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto. Testimone del fatto il presidente AIA e vicepresidente Jesolo Turismo Pier Francesco Contarini, che poi ha lanciato un appello perché si presti sempre attenzione alle segnalazioni visive e sonore messe in atto per la sicurezza. E poi ci sono i 2 turisti che durante la notte, nonostante le condizioni del meteo, si sono avventurati sul Sorapis e sono stati soccorsi dal soccorso alpino.
Recuperati nella notte a 2300 metri di quota 2 escursionisti stranieri, un francese e un belga di 49 e 26 anni che si trovavano nel gruppo del Sorapis a cavallo tra i comuni di Cortina e Auronzo di Cadore. I due, nonostante il maltempo ampiamente preannunciato, sono partiti poco dopo le 17 dal passo Tre Croci e sprovvisti sia di dotazioni tecniche che dell'abbigliamento adeguato all'itinerario, dopo aver raggiunto il rifugio Vandelli sotto un'abbondante nevicata, hanno incautamente optato per il rientro lungo il sentiero CAI 216 che dal lago di Sorapis si inerpica verso Forcella Marcuoira, dove si sono trovati nella condizione di non essere più in grado di proseguire. Allertati i soccorsi sono quindi stati raggiunti da una squadra del soccorso alpino attorno alle 22 che si è adoperata per riportarli a valle, ponendo fine al calvario attorno all'1 di notte. A fronte dell'ennesimo recupero di escursionisti inesperti nella zona, i soccorritori raccomandano la massima prudenza e di non sottovalutare la montagna che, nonostante l'estate ormai alle porte, presenta ancora condizioni prettamente invernali. Il femminicidio di Giada Zanola, adesso con la cronaca ci spostiamo a Vigonza nel Padovano. La donna temeva la diffusione di video intimi, ieri c'è stata l'autopsia. Un'autopsia piuttosto difficile, non è ancora stata in grado di sciogliere alcuni nodi, ovvero se Giada fosse scivolata dal cavalcavia, quando è caduta dal cavalcavia, se fosse già stata uccisa oppure no. Per questo appunto un'autopsia difficile, ma facciamo il punto con il servizio della redazione di Padova. L'autopsia sul corpo martoriato di Giada Zanola è durata ore. Le risposte per chiarire ulteriori aspetti della morte della giovane mamma di Vigonza lanciata da un cavalcavia dal suo compagno però arriveranno dagli esiti degli esami tossicologici e dalle analisi del prelievo dei tessuti. Bisognerà attendere almeno 30 giorni. Gli investigatori vogliono capire se Giada sia stata gettata dal cavalcavia viva o morta, oppure se fosse stata drogata o sedata con dei farmaci. Giada Zanola alle amiche aveva confidato di aver paura di essere avvelenata dal compagno. E tra gli altri timori di Giada che emergono dalle testimonianze delle conoscenti anche un aspetto inquietante. La 33enne temeva che Andrea Favero mettesse in rete video intimi per ricattarla. Per questo verranno effettuati accertamenti tecnici sul cellulare dell'uomo, mentre lo smartphone di Giada non è ancora stato trovato. Andrea Favero litigava spesso con la compagna, le nozze erano state annullate, lui era violento. Questo la 33enne lo aveva confidato anche al nuovo fidanzato con cui doveva andare a lavorare tra pochi giorni in un distributore di benzina a Vigonovo. Le foto di lividi ed ecchimosi sul corpo di Giada erano state inviate qualche giorno fa anche ad un'amica di Brescia. Andrea Favero durante l'interrogatorio di garanzia non ha parlato. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere e rigettato l'istanza di arresti domiciliari fatta dall'avvocato d'ufficio. Il camionista 38enne non è andato oltre le parziali ammissioni fatte al momento del fermo della polizia. Si è trincerato dietro un vuoto di memoria. Il suo ricordo, stando alle sue parole, si ferma al momento in cui ha fatto salire Giada in macchina martedì notte, dopo che a suo dire lei era uscita di casa dopo un litigio, ma questa è la sua versione. Favero ha anche cercato di costruirsi un alibi mandando un SMS alle 7:30 di mercoledì mattina alla compagna, quando lei era già morta e il suo corpo straziato dal volo dal cavalcavia e dall'investimento del camion. I colleghi della redazione di Padova sono riusciti anche ad ascoltare il parroco di Vigonza che li aveva conosciuti e che avrebbe dovuto celebrare il loro matrimonio. Giada Zanola e Andrea Favero vivevano da 1 anno e mezzo a Vigonza, cui avevano battezzato il loro bambino, e in questa occasione al parroco Don Alessandro avevano manifestato la volontà di sposarsi. La prima data scelta proprio il 1° giugno, poi rinviata a settembre e infine annullato. È stato un percorso un po' complicato in realtà, perché prima avevano previsto una data e poi avvicinandosi a questa data mi avevano espresso il desiderio di poterla spostare, di poterla posticipare. Io ho detto che compatibilmente con la disponibilità della Chiesa e della mia disponibilità questo si poteva fare, e poi effettivamente l'avevamo fissato per il mese di settembre. Avremmo dovuto poi cominciare il percorso più specifico di preparazione, che non è mai iniziato, perché poi Andrea mi ha telefonato dicendo che le cose non si sarebbero più fatte, che il matrimonio non si sarebbe più fatto. La cosa mi ha un po' sorpreso, perché dico ma aspettiamo un po', vediamo un po', magari incontriamoci, parliamone un po' insieme, e lui mi dice no, abbiamo bisogno di un tempo di chiarimento, di un tempo un po' di riprendere in mano il nostro rapporto, per
per cui ci sentiremo più avanti. Difficoltà che le coppie possono incontrare nel cammino, ma che non lasciavano presagire al dramma immenso che si è compiuto martedì notte. E io comunque non è che li abbia conosciuti in maniera così approfondita da poter conoscere nella profondità le loro vite, le loro storie. Certo si sapeva, si notava che magari qualche fatica, qualche difficoltà c'era nel rapporto, ma direi come ogni altra coppia, come ogni altra relazione di cui spesso siamo testimoni, ma che avesse un epilogo così violento, così drammatico, no, io non avrei mai pensato. La comunità di Vigonza è scossa, alcune famiglie si sono già attivate per sostenere il figlio della coppia che frequenta l'asilo parrocchiale. Io dico che questo è un po' più il tempo del silenzio, nel senso che abbiamo bisogno anche un po' di capire, di comprendere, di un po' di renderci conto di quello che è successo. È il tempo della preghiera, perché poi c'è bisogno di accompagnare sia la famiglia, sia il bambino, sia la famiglia di chi ha subito la violenza, ma anche la famiglia di chi questa violenza l'ha prodotta. Per i funerali della 33enne si attende il nulla osta, la riconsegna della salma ai familiari. I funerali potrebbero tenersi a Brescia, paese d'origine di Giada. E ora torniamo nella Marca trevigiana, l'apertura della nostra edizione dei telegiornali di ieri, la rapina a Castello di Godego sotto la minaccia di un coltello con una donna che si è sentita male ed è finita al pronto soccorso. Non ci aspettavamo un fatto del genere in un paesetto tranquillo come dovrebbe essere Godego. Michele Parisotto è cugino di Lucia, l'anziana di 77 anni, zia del sindaco Diego Parisotto, colpita da un malore dopo essere stata rapinata nella sua casa di Castello di Godego insieme al marito Giulio Cavallin, che di anni ne ha 83. Entrambi operai, lui per molti anni alla Simmel, 2 figlie, una bella villetta in via Verdi, frutto di una vita di lavoro. Sono le 8 di sera, fuori c'è ancora luce. 2 giovani riescono a intrufolarsi in casa da una porta sul retro, vanno in cerca di soldi e preziosi. Non soddisfatti sorprendono i 2 anziani in cucina, afferrano un coltello, minacciano lei per avere la catenina d'oro che porta al collo, si fanno consegnare gli spiccioli che lui ha addosso e fuggono via, come racconta una vicina che se li è ritrovati davanti. Io ho visto i 2 ragazzi scappare e poi i signori agitati, erano giovani. Uno più grande e uno più piccolo, uno con la barba e uno senza, ma non italiani, no. Cosa che sconvolge un po'. Uno aveva il pugno chiuso, quindi aveva la refurtiva in mano perché avevano strappato la collana alla signora. La vicina racconta di aver incrociato lo sguardo di uno dei 2 fuggitivi, poco più che ventenni, spregiudicati, a volto scoperto, che in qualche istante si sono poi dileguati a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, Lucia Parisotto ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Io mi sono accorto di un'ambulanza che partiva e dei carabinieri che erano già lì presenti, sì, che è stata una cosa molto veloce, insomma, ecco. E che impressione ha avuto? Senso di insicurezza, soprattutto per le persone anziane, insomma, ecco. Ha avuto qualche informazione sulla signora, se si è ripresa? No, le ho scritto questa mattina, è ancora in ospedale, ho detto che la aspettiamo. Cavallin e le figlie Monia ed Elisabetta, anch'esse residenti a Castello di Godego, si sono chiusi nel silenzio. No, grazie. Va bene, saluti. Grazie. Un furto finito in rapina. In zona sono numerose le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dei giovani malviventi. Allora, abbiamo sentito anche il vice sindaco di Castello di Godego che ci ha rilasciato in merito a quanto accaduto. Delle dichiarazioni, sentite. Qualcosa che ci ha toccato in maniera molto forte, davvero una notizia che ci fa riflettere attentamente sulla questione, insomma, ecco, della vigilanza del territorio, che noi comunque abbiamo già da tempo messo in cantiere con l'implementazione di ulteriori telecamere che sono a disposizione anche degli inquirenti. Abbiamo oltre 50 telecamere di ripresa di videosorveglianza e videosicurezza in questo senso. C'è una spregiudicatezza allarmante. Sì, è quello che è preoccupante, ma soprattutto anche un gesto vile nei confronti degli anziani, perché poi da quello che ho capito si è portato via ben poco e quindi però sappiamo che è davvero difficile anche per gli anziani, insomma, subire un attacco di questo genere. Noi metteremo a disposizione anche magari già da lunedì la possibilità, magari non so, anche attraverso i servizi sociali, di poter confrontarsi anche con le famiglie, insomma. Conoscete questa famiglia, questa coppia? Sì, certo, assolutamente sì, è una famiglia di Godego. È un fatto comunque che vi mette in allarme? Beh, certamente tutte le cose che accadono in questo genere ci mettono in allarme, assolutamente, sono cose che ci preoccupano e che poniamo la massima attenzione.
Allora c'è un'altra tragedia che ci porta al Lido di Venezia, la piccola Elettra morta soffocata per aver ingoiato il tappo di una bottiglia. Allora gli aggiornamenti per questo caso di cronaca ce li dà il nostro Lorenzo Maier in diretta telefonica. Lorenzo, buongiorno. Telespettatori, buona domenica. Sì, davvero una tragedia, un dramma purtroppo quello che è avvenuto poche ore fa al Lido di Venezia. Precisamente venerdì sera una bambina giocando con un tappo insieme ai genitori durante la cena è rimasta soffocata da questo tappo. Sono stati tempestivi soccorsi, 2 velivoli del SUEM sono andati in volo dall'eliporto di Treviso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Lido ovviamente è sgomento da questa notizia, davvero una tragedia. Nelle prossime ore si saprà meglio e anche la data dei funerali. Elettra appena 18 mesi, i genitori hanno tentato di tutto ma non c'è stato nulla da fare. I genitori ovviamente, la piccola è deceduta all'ospedale di Padova. Grazie Lorenzo per questo aggiornamento, grazie Lorenzo, buon lavoro. A voi, buongiorno. Buongiorno Lorenzo. Noi vi presentiamo ora il nostro primo ospite. Avete sentito davvero una prima edizione ricca di eventi. Sono stati recuperati 2 corpi dei 3 ragazzi dispersi dalle acque del Natisone ormai da 2 giorni. È una cronaca che vi stavamo raccontando. Purtroppo il fiume ha restituito 2 corpi dei 3 ragazzi, e poi ancora la tragedia di questa piccola bimba di nemmeno 2 anni che è morta soffocata per aver ingoiato il tappo di una bottiglia di plastica mentre si trovava a cena con i genitori. Ora vi parliamo dei virus che si possono contrarre, dei virus quando si viaggia, e lo facciamo perché c'è un ambulatorio di eccellenza presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 di Treviso. E allora vi presentiamo il medico in servizio del Dipartimento del Distretto di Pieve di Soligo, Simone Zevrain. Simone, buongiorno. Buongiorno telespettatori. Grazie Simone per averci raggiunto. Allora, il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, di cui abbiamo parlato tantissimo in epoca Covid, il vostro lavoro è stato enorme, incessante, e in qualche modo si continua a lavorare. Sappiamo che si è lavorato anche negli ultimi mesi, si sta lavorando per un caso di TBC che è stato riscontrato il 31 di gennaio in una scuola di Treviso, ma in realtà oggi, con l'apertura della stagione estiva e con persone che vanno e vengono dall'estero fino anche alla nostra Marca trevigiana, gli occhi sono tutti puntati su quali virus, su quali batteri, cioè quali sono i rischi più grandi legati al viaggio in questo momento? Allora, diciamo che i rischi importanti, e diciamo adesso è cresciuta la consapevolezza sul tema, però diciamo sono stati misconosciuti per molto tempo, sono proprio i rischi legati alle malattie che sono trasmesse da vettori, e quindi tra queste ricordiamo la malaria, che ancora diciamo è responsabile di più di 400.000 morti all'anno, ed è una malattia diciamo, che è prevenibile attraverso un comportamento che deve ridurre diciamo, il rischio di essere punti della zanzara Anopheles, che è quella che trasmette diciamo, il plasmodium, che è il fattore eziologico, il fattore causale, e può provocare anche, soprattutto nel caso della malaria da Plasmodium falciparum, una forma che è letale. Senta, in quali paesi si corre il rischio di essere punti da questa zanzara? Anche per fare un po' capire insomma, ai nostri telespettatori che stanno disegnando le loro vacanze. Sì. Allora diciamo che i rischi di alcune malattie, quindi parliamo di dengue, che non è ancora autoctona fortunatamente diciamo, nel nostro territorio, e si hanno soprattutto nelle zone tropicali e nelle zone subtropicali, anche nelle zone equatoriali. Per esempio la dengue diciamo, è molto diffusa in America Latina e anche nel sud-est asiatico e nelle isole del Pacifico, oltre ovviamente ai Caraibi, e sono tutte diciamo, mete di destinazione turistica. Ecco allora che noi, diciamo come servizio di igiene e sanità pubblica, come medici che operano all'interno di questo servizio, eroghiamo diciamo, una consulenza per il viaggiatore internazionale
per renderlo edotto dei rischi a cui può andare incontro attraverso un viaggio appunto nelle zone equatoriali, nelle zone tropicali, e anche dargli delle raccomandazioni che sono delle raccomandazioni sul comportamento da attuare, e nel caso della malaria spesso e soprattutto nelle zone ad elevata endemia si consiglia anche una profilassi farmacologica. Quindi sostanzialmente quello che voi dite è: quando si ha in mente un viaggio da intraprendere ci sono dei passaggi da fare, e cioè il vostro servizio che deve essere necessariamente contattato. Deve essere contattato, è opportuno perché questo tutela la salute del singolo individuo e tutelando la salute del viaggiatore in qualche modo si salvaguardia anche la salute della collettività, perché nel momento in cui il viaggiatore rientra nel territorio italiano, nella nostra regione, c'è il rischio di trasmissione di alcune malattie. Per esempio la dengue è una malattia che è trasmessa da un vettore che si chiama Aedes aegypti, che fortunatamente non esiste nel Veneto e in Italia. Tuttavia esiste un vettore che è meno efficiente come vettore, ma comunque riesce a trasmettere la malattia, che è Aedes albopictus, chiamata anche zanzara tigre. Quindi se rientra un viaggiatore da una zona endemica per dengue e quindi sviluppa una fase viremica, cioè il virus si trova nel sangue, la puntura della zanzara tigre potrebbe trasmettere la malattia a persone che non hanno viaggiato e che sono anche ignare di questo rischio. La dengue, ricordiamo, è una malattia che è spesso asintomatica, quindi spesso non dà dei sintomi importanti, però è nel circa 20% dei casi sintomatica, ma si manifesta come una banale influenza, eccettuato il fatto che spesso è accompagnata da un esantema e da un dolore retroorbitale. Tuttavia in alcuni casi, e quindi si parla della dengue severa, questa evolve verso una forma emorragica con sanguinamento a livello del naso, delle gengive, a livello mucosale, e quindi può essere una condizione anche molto grave con emorragia anche interna, e quindi richiedere l'ospedalizzazione e può essere anche fatale. Quindi lei ci ha in qualche modo un po' raccontato di alcuni campanelli d'allarme che però possono essere facilmente scambiati con altri virus, no? Con i sintomi di altri virus, e ci sta raccontando che c'è il rischio di importare sostanzialmente questo virus che possa... Sì, diciamo che il virus attualmente, perché noi non abbiamo la dengue in Italia? Per un motivo molto semplice, perché non c'è un vettore altamente competente che è Aedes aegypti, cioè il vettore è la zanzara. Certo. E esiste però, esiste la zanzara tigre. Esiste la zanzara tigre che può comunque funzionare da vettore, è meno efficiente, abbiamo detto, di Aedes aegypti, ma comunque lo può trasmettere. Quindi non bisogna mai abbassare il livello di guardia, soprattutto per chi va a fare un viaggio magari ignaro di questo rischio. Chiaro. E magari si trova, non so, a fare una vacanza, che so, in Thailandia, e rientrare magari con sintomi febbrili. Ecco allora che è importante sensibilizzare, il viaggiatore. Ed è importante che cresca anche la cultura, nel personale sanitario, perché una febbre, in un soggetto che rientra da un viaggio e nelle zone tropicali e subtropicali deve comunque destare il sospetto, per esempio anche nei medici di medicina generale, quindi che già lo stanno facendo egregiamente, e quindi avere, nella diagnosi differenziale anche il sospetto che possa essere per esempio una malattia trasmessa da vettore. Ricordiamo, non c'è solo la dengue, esiste anche la chikungunya ed esiste anche il virus Zika. Sono tutte malattie virali che sono trasmesse da Aedes aegypti. Senta, quello che noi abbiamo forse sentito nominare più spesso è la West Nile. Sì. A che punto è oggi? Quanti casi gestite? Come vengono gestiti? Allora, diciamo che West Nile è purtroppo autoctona, nel nostro paese, quindi ci sono, dei casi, però c'è da dire, la cosa anche per confortare un po' la popolazione, c'è da dire che spesso, è asintomatica, oppure può rendersi anche sintomatica sempre con queste sindrome simili influenzali. Purtroppo può essere molto dannosa avere la forma neuroinvasiva, cioè con una sintomatologia neurologica importante, soprattutto nei soggetti anziani o immunodepressi. Quindi ci deve essere sempre una sorveglianza, soprattutto sulle febbri, perché abbiamo detto che le febbri possono essere dovute a malattie che non abbiamo ancora in casa,
e a malattie come la West Nile che purtroppo sono autoctone. Quando è diventata autoctona? Ma diciamo già a partire dal 2008 si sono segnalati i primi casi, quindi nel Polesine ci sono anche dei casi per esempio in Emilia Romagna e anche alcuni casi si hanno avuti diciamo in Toscana. Ad oggi ad esempio voi quanti casi gestite? Cioè se riusciamo a fare così, a dare una percentuale o dare qualche numero? Ma diciamo sono casi rari, si parla appunto di casi sporadici sostanzialmente, oppure potremmo dire che è bassamente endemica insomma. Cioè endemia vuol dire che abbiamo un numero di casi che si mantiene costanti, però non è una zona iperendemica. Diciamo che c'è un sistema di sorveglianza proprio perché appena ci arriva anche dal laboratorio diciamo, la segnalazione di una sierologia che è sospetta per West Nile, ecco allora che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica contatta le persone, fa un'indagine epidemiologica e poi ci possono essere anche di interventi di bonifica, disinfestazione nella zona diciamo, circostante al caso per evitare che ci siano casi secondari cosiddetti, cioè che altre persone sviluppano questa sintomatologia. Quindi di fatto scatta un po' una macchina operativa. Anche noi insomma come giornalisti abbiamo dato diverse notizie legate ai casi di West Nile che però restavano sempre abbastanza isolati, no? Com'è andata la scorsa estate? Che previsioni in qualche modo avete per quest'estate? Diciamo che è una malattia tutto sommato sotto controllo e che riguarda una nicchia diciamo, di persone, quindi ovvio che l'allerta è elevata, diciamo, però non dobbiamo nemmeno sottovalutare diciamo, gli altri rischi che sono i casi di importazione, per esempio della dengue. Ricordiamo per esempio per la dengue, facendo uno scenario, se ci saranno diciamo, dei cambiamenti climatici, gli entomologi sono molto preoccupati perché se ci fosse un cambiamento climatico tale, diciamo, sarà negli anni a venire, speriamo che non accada, per cui Aedes aegypti diciamo, diventasse la zanzara autoctona, ecco allora che potremmo avere addirittura dei casi di dengue autoctona, casi che attualmente non abbiamo praticamente, perché sono casi di importazione, poi abbiamo detto abbiamo un sistema efficace che di bonifica, disinfestazione, di fronte a un caso positivo si interviene e si vanno a fare degli interventi adulticidi, larvicidi e eventualmente anche adulticidi sulle zanzare nella zona diciamo, limitrofa all'abitazione in cui c'è stato un caso di dengue. Quindi insomma ecco il cambiamento climatico potrebbe comportare proprio perché queste zanzare vivono in ambienti tropicali, questa potrebbe essere... Sì, non lo è attualmente, diciamo, fortunatamente ancora diciamo, non è lo scenario attuale, però non bisogna abbassare la guardia, diciamo. C'è un altro scenario che in qualche modo è nel linguaggio, nel lessico comune e io a lei lo chiederò proprio per capire se lo possiamo confermare o lo possiamo smentire, legato al fenomeno delle migrazioni, cioè legato a tutte queste migrazioni che arrivano soprattutto insomma dall'Africa. Ecco, c'è davvero un'emergenza così come viene raccontata da alcuni quotidiani o anche da alcuni, come dire, insomma, da alcuni... adesso, non vorrei essere, però insomma anche la politica ha abbastanza calcato la mano su questo aspetto. Ecco, le migrazioni secondo lei portano un rischio di diffusione? Abbiamo visto dei casi di malaria arrivare dall'Africa gestite, ma possono portare a rischio di diffusioni maggiori? Direi di sì, però diciamo questo rischio è un rischio che può essere controllato e c'è una delle paure legate all'immigrazione. Sì. Per esempio anche i viaggiatori, ricordiamo le persone diciamo, che provengono da paesi diciamo, dell'Africa equatoriale che rientrano nei paesi di origine, noi offriamo un servizio di consulenza viaggio per fare in modo praticamente che quando rientrano, per esempio anche proprio nei mesi di giugno-luglio oppure nei mesi di dicembre e gennaio sono frequenti questi rientri nei paesi di origine, noi offriamo un servizio di consulenza, quindi offriamo delle vaccinazioni mirate per fare sì che non si ammalino diciamo, quando rientrano nei loro paesi in cui vanno a incontrare amici, parenti eccetera e che poi non tornino ammalati, perché diciamo, sì, ci potrebbe anche essere il rischio diciamo, di importare delle malattie, però io direi che è un rischio che si può diciamo,
controllare e che è prevenibile, diciamo, non Chiaro, è quindi un lei dice rischio insomma quando una migrazione viene gestita, no? E viene gestita, esatto. E viene controllata, Sì, sì. in qualche modo si va ad intervenire. Sì, anche perché noi diciamo, abbiamo anche per esempio per la tubercolosi sempre il servizio di igiene e sanità pubblica, e appena diciamo, l'immigrato arriva nel Veneto viene sottoposto a un test di Mantoux, e per cui si vede diciamo, se e poi eventualmente diciamo, se la Mantoux, che è un test di screening, questo è positivo, si sottopone a un RX torace. Se per caso ci sono dei dubbi su una TBC attiva, si può fare un esame diciamo, dell'escreato diretto, culturale, e anche la PCR. Quindi c'è un monitoraggio diciamo, strettissimo, quindi direi che c'è sì, un rischio, ma è un rischio diciamo, che è gestito, che è controllato. Quindi L'importante appunto sì che ci sia da qui insomma anche un po' il cercare di contrastare quella che è l'immigrazione clandestina, perché allora lì non abbiamo gli strumenti insomma, per gestire i flussi. È più faticoso diciamo, per le malattie infettive, certo, però diciamo, nei centri per esempio che abbiamo a Vittorio Veneto siamo a stretto contatto anche con Silvia, diciamo, che è quella che gestisce il centro, quindi abbiamo tutte le informazioni e cerchiamo di gestire al meglio. È chiaro che qui esiste anche con queste persone anche spesso una barriera diciamo, linguistica, che però riusciamo ad aggirare. Molti medici del servizio di igiene e sanità pubblica conoscono benissimo l'inglese, e poi abbiamo anche un servizio di Help Voice che ci permette di tradurre eventualmente anche le lingue locali, perché spesso diciamo, queste persone che arrivano dall'Africa equatoriale conoscono benissimo il francese, perché sono paesi francofoni, l'inglese, se vengono per esempio dal Camerun, dal Ghana, e talvolta diciamo, può essere se vengono dal villaggio sperduto parlano dei dialetti locali, ma noi abbiamo un servizio Help Voice che ci permette di tradurre l'anamnesi a cui lo sottoponiamo, e quindi in qualche modo di avere un'interlocuzione valida con queste persone. E questo è un aspetto davvero interessante, che in qualche modo va a raccontare il grande lavoro che viene fatto dal vostro servizio, perché magari uno lo immagina, vi immagina impegnati soltanto su alcuni fronti, invece i fronti, soprattutto insomma, negli ultimi anni, si sono allargati. Allora noi andiamo in pubblicità, pochi secondi, e poi vorrei parlare anche di rabbia con lei, sì, perché anche qui è interessante. Abbiamo visto alcuni casi di cronaca legati purtroppo alla violenza esercitata da diverse specie di cani anche qui sul nostro territorio, a volte anche con esiti mortali. Però cerchiamo un po' di capire un po' di più la rabbia come funziona e se davvero può essere letale anche per l'uomo. A tra poco. Ben ritrovati, prima edizione con un esperto del distretto di Pieve di Soligo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Simone Zevrain. Ancora grazie. Grazie per essere con noi. Volevamo fare un passaggio sulla rabbia perché se ne è parlato molto, abbiamo visto insomma diversi episodi di cronaca molto pesanti sul nostro territorio, ma la rabbia, lei prima dietro le quinte mi raccontava, la rabbia è letale, ma la rabbia è anche prevenibile. Cosa vuol dire? Esattamente, allora la rabbia è una delle malattie diciamo, a più alta letalità. Diciamo che la letalità diciamo, è un indice che ci dice diciamo, quante persone che affette dalla malattia vanno a morte. Praticamente è una letalità quasi praticamente del 100%, quindi questo è diciamo, un concetto che può essere allarmante, preoccupante, però l'altra cosa che possiamo dire è che è una malattia prevenibile, ed è prevenibile con un ciclo vaccinale pre-esposizione che attualmente prevede diciamo, una schedula che è sdoganata diciamo, a 2 dosi per i soggetti che sono immunocompetenti, e quindi una prima dose che si fa al tempo zero, una seconda dose che si fa dopo minimo 7 giorni dalla prima, avendo fatto diciamo, un ciclo pre-esposizione. In caso di morso, diciamo che il morso avviene... Si contrae solo con un morso? Si contrae diciamo, attraverso il morso, però bisogna stare attenti perché diciamo, se c'è... È una malattia molto insidiosa, può essere contratta anche attraverso la leccatura di un animale sulla cute non integra o sulle mucose, quindi non va sottovalutata, diciamo. Avete avuto dei casi? Allora, non abbiamo avuto dei casi nel Veneto, c'è stato recentemente un caso che ha fatto molto, diciamo, parlare, di una infermiera norvegese che era stata nelle Filippine e si era presa cura di un cucciolo di cane abbandonato, gli aveva prodigato le sue cure, questo cucciolo la mordicchiava, è rientrata al paese diciamo, di origine in Norvegia, ignara diciamo, del rischio che aveva corso, e purtroppo è deceduta dopo 2 mesi diciamo, dal viaggio. Ecco, questo è stato un caso... Quindi anche un aggravamento estremamente veloce.
Sì, diciamo che poi il tempo diciamo che di incubazione della rabbia può variare a seconda della sede anatomica in cui avviene il morso e anche dal tipo di lesione, se è un morso profondo oppure se è un morso superficiale, eccetera. E quindi abbiamo detto che esiste una vaccinazione pre-esposizione, ma se uno, per esempio, se un viaggiatore parte all'ultimo momento e va in zone diciamo, a rischio di rabbia, e sono moltissime al mondo perché sono tutte le zone diciamo, tropicali e subtropicali, deve sapere che esiste comunque una profilassi post-esposizione. Cioè anche se non ha fatto le prime 2 dosi, può fare, in caso di morso, deve andare in un centro sanitario e viene valutata diciamo, la ferita e si sottopone a un ciclo di vaccinazioni che sono diciamo, 4 vaccinazioni e alla somministrazione delle immunoglobuline antirabbiche. E per i soggetti che non sono immunocompetenti la vaccinazione post-esposizione prevede poi una 5ª dose al 28° giorno, per cui se uno malauguratamente viene morso diciamo, durante un viaggio può iniziare il ciclo vaccinale lì, avendo però cura che venga valutata bene diciamo, la ferita, quindi fate l'immunoglobulina in caso di morso, ricordo, e poi può completarle, è successo, presso il nostro servizio di igiene e sanità pubblica. Senta Simone, ci sono dei vaccini che non sono più in voga? Allora adesso sappiamo che si sta verificando anche nel nostro Veneto una sorta di epidemia di pertosse sì. Che si trova all'interno del vaccino, non mi ricordo se è trivalente o esavalente, ma insomma viene fatto. Sì, anche il trivalente diciamo, per gli adulti, nel bambino esiste l'esavalente, difterite, tetano, pertosse, polio, emofilo, epatite B, e questo diciamo, è un vaccino che tra l'altro è raccomandato ma è anche obbligatorio per i nuovi nati, e per l'adulto esistono dei richiami di difterite, tetano, pertosse, è un vaccino che viene raccomandato diciamo, di fare un refresh dell'immunità ogni circa 10 anni. Ma lo stanno facendo? Allora, diciamo che l'adesione alle vaccinazioni è molto elevata, esiste diciamo, qualche nicchia di persone diciamo, che sono un po' scettiche rispetto alle vaccinazioni, questo diciamo, non aiuta nel caso della circolazione della pertosse, e noi abbiamo avuto recentemente qualche caso proprio in bambini diciamo, non vaccinati. La pertosse appunto essendo una malattia che viene trasmessa per via aerea è molto diffusiva. E ricordiamo che il vaccino contro difterite, tetano, pertosse viene anche raccomandato diciamo, alle donne incinte, quindi dalla 27ª alla 36ª settimana di gravidanza, in maniera da conferire già diciamo, la trasmissione delle immunoglobuline diciamo, di anticorpi contro la pertosse al nascituro. Quindi lei ci può confermare che insomma, la pertosse sta tornando un po'? Sta un po' tornando e anche lì c'è un monitoraggio attento. E diciamo che il fenomeno della mancata adesione alla vaccinazione in questo caso diciamo, non è di aiuto, insomma è un po' il problema, ci sono alcune maglie. Cosa si rischia? Allora, il rischio soprattutto diciamo, nel bambino, diciamo, nel lattante è elevatissimo perché si rischia appunto delle crisi di apnea, si rischia di avere anche vomito e può essere una situazione che può essere anche fatale diciamo, per il bambino purtroppo. Diciamo in tutta nella prima infanzia i sintomi sono abbastanza gravi, mentre nell'adulto uno non pensa alla pertosse perché la sintomatologia è più sfumata, si può pensare a una bronchite o una forma così di raffreddamento, quindi può essere anche non considerata, non diagnosticata come pertosse. Chiaro, quindi insomma a volte non ce ne rendiamo conto, ma possiamo anche noi come adulti essere vettori dei bambini e per i bambini sappiamo che la pertosse è molto pericolosa. Grazie Simone per essere stato con noi. Simone Zevrain, medico del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, distretto di Pieve di Soligo. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, ci ha dato un sacco di informazioni utili e poi ecco c'è un ambulatorio a cui potete fare riferimento importante, e io ho visto che lei ci ha portato anche un libretto, ci sono tutte le informazioni dove si possono trovare in caso di necessità. Le informazioni diciamo, per le consulenze per il viaggio, noi abbiamo un servizio, si può prenotare chiamando diciamo, al centro, al PUV per esempio nel distretto di Pieve di Soligo, si può prenotare diciamo, una consulenza per il viaggiatore internazionale prima di partire per un viaggio internazionale esiste diciamo, anche nel sito dell'ULSS 2 del materiale informativo e comunque i nostri sanitari sono disponibili a dare informazioni in caso di dubbi o delucidazioni diciamo, in merito anche alla profilassi vaccinale e la prevenzione delle malattie infettive in genere. È importantissimo, grazie ancora davvero per essere stato con noi. C'è il tempo per darvi intanto un aggiornamento in merito alla tragedia del Natisone, ce lo dà sempre il Messaggero Veneto, trovati i corpi delle 2
2 ragazze, quindi ecco c'è stata un'identificazione, i corpi sono delle 2 ragazze, continuano le ricerche del ragazzo. I 2 corpi erano a circa 700 e 1000 metri dal punto dell'ultimo avvistamento, che è quello diciamo dello scatto di quel video dell'abbraccio, l'ultimo abbraccio tra i ragazzi, che insomma ha davvero fatto il giro delle cronache nazionali. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e siamo a Dosson con la spaccata con un'auto del comune di Casiera, la gioielleria in piazza. La titolare ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri. Il video del colpo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Dunque il servizio di cronaca che ci porta a Dosson. I fanali della Panda che illuminano la vetrina, poi lo schianto che fa aprire la porta d'ingresso e i malviventi che entrano arraffando i preziosi. Sono gli istanti della spaccata subita la notte tra martedì e mercoledì dal negozio in gioielleria di Piazza Europa ad Dosson. Come ariete i malviventi hanno usato un'auto comunale rubata qualche istante prima all'esterno del municipio che dista un centinaio di metri. Danni per migliaia di euro alla struttura, un bottino ancora in fase di inventario, immagini che la titolare Beatrice Vian ha visto da casa. Mi sono svegliata all'1:15, guardando le telecamere, panico totale perché ho visto la porta aperta e 2 persone dentro. E ho preso la macchina come ero vestita, sono arrivata qui. Meno male, tutti mi stanno dicendo che erano già scappati, quindi non ho avuto il faccia a faccia con questi delinquenti. Però sono riusciti a portare via la parte esterna della vetrina esterna. Avevamo oro, non pezzi grossi perché per fortuna li tiriamo dentro alla sera. Ma il danno c'è comunque stato. La banda prima ha manomesso la saracinesca, poi lo schianto che ha danneggiato infissi e muratura e svegliato l'intero complesso residenziale. Adesso comunque alzeremo ancora di più le nostre misure di sicurezza, che col senno di poi è facile da dirsi, però cementeremo qua delle colonne. Chissà che si rompa la macchina la prossima volta, che non riescano ad arrivare in vetrina e purtroppo è andata così. È la prima volta che i malviventi prendono di mira l'attività che Beatrice Viana ha avviato 19 anni fa, lasciandole una profonda amarezza. Rabbia, tanta rabbia. Dovevo venire qua, dovevo difendere il negozio, tutto ciò che faccio, tutte le fatiche, tanta rabbia, ecco, non paura, grinta. Infatti adesso si ripartirà più forti di prima. Ringrazio anche la vicinanza di tutto il paese, i messaggi, le telefonate, che è importantissimo in questi momenti sentire la forza, ecco, del paese, delle persone che credono in noi. Allora, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, siamo partiti con le immagini della cerimonia del 2 giugno, la festa della Repubblica, una festa che bisogna onorare, ma bisogna anche continuare a raccontare, e chi meglio delle scuole può fare un lavoro così grande, così importante a livello educativo per i nostri ragazzi. Allora noi le scuole le abbiamo invitate e a rappresentarle oggi c'è Angela Ferraro, dirigente scolastica dell'Istituto Cinque Coletti. Buongiorno Angela. Grazie dell'invito. Grazie per averci raggiunto. Allora Angela, non ce ne voglia, ma noi abbiamo preparato delle immagini perché vogliamo un attimo fare un passo indietro, perché lei l'abbiamo incontrata, l'abbiamo conosciuta quando una delle sue scuole fu imbrattata dai Novax. Tra l'altro prima avevamo un responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica che loro malgrado sono stati protagonisti, insomma, di un periodo molto complesso, molto difficile, che è stato quello del Covid, con tutte le vaccinazioni che questo ha comportato. E vediamo la regia se riusciamo a mandare le immagini della scuola Toniolo. Quella volta noi ci incontrammo e lei ci raccontò di quanto sia stato pesante vedere, adesso immagino che sia tutto tornato alla normalità, però di quanto sia stato pesante spiegare ai ragazzi, sono ragazzi piccolini, che cosa era successo alla loro scuola. Vorrei partire da qui per poi arrivare al 2 giugno, dottoressa. I discorsi non sono sganciati, perché alla fine la scuola si sta adoperando e si adopera a sviluppare una coscienza civica
nei suoi studenti. Quindi quello che successe in una scuola primaria, dove ricordiamo l'ex scuola elementare, ci sono dei bambini che la frequentano, che si vedono effettuare sulle pareti della loro scuola, la loro casa, perché c'è un passaggio, no, tra la famiglia e la scuola, proprio nell'affido dei loro figli, la si vede imbrattata con atti vandalici. Non credo che sussistano motivazioni che possano giustificare atti del genere. Quindi è chiaro che stiamo parlando sempre dello stesso argomento, ovvero lo sviluppo di un senso civico, e se la scuola si sforza con le tante iniziative che mette in campo di far sviluppare un senso civico e anche di partecipazione attiva e propositiva e proattiva ai suoi studenti, andargli a spiegare che la loro seconda casa è imbrattata per atti vandalici è un problema. Per fortuna il settore lavori pubblici è prontamente intervenuto, quindi ha ridipinto con un costo, vorrei sottolineare. C'è un costo per poter ritinteggiare un'intera parete. Anche perché in quel caso, esatto, è stata un'intera parete, no? La vernice è stata sparata probabilmente con una pompa, quindi ha veramente occupato, quella scritta ha occupato tutta la parete, quindi costi assolutamente elevati per la comunità. E poi giustamente lei ci raccontava di quanto importante sia partire dal senso civico in un momento come questo in cui di vandalismo purtroppo, dottoressa, continuiamo a parlare. Vandalismo, e spesso sono proprio i ragazzi che si rendono protagonisti di atti di vandalismo. Le chiedo anche un passaggio sulle baby gang, perché noi non facciamo altro che parlare di baby gang. È un problema sociale, un'emergenza sociale. Allora, uno, ci tengo a sottolineare che i ragazzi che fanno parte delle cosiddette baby gang e che quindi scelgono di costruirsi un'identità in negativo, essere riconosciuti dal loro gruppo di pari come membri di un gruppo che compie atti negativi, non sono la maggioranza, e il problema è che rischiano di essere oscurati tutti quei bravi ragazzi, e ce ne sono tanti e sono la maggioranza, che hanno dei talenti. Io ne ho tante testimonianze, poi magari ne citerò qualcuna, tanti bravi ragazzi che si adoperano, che si offrono volontariamente per alcune iniziative, che hanno dei talenti artistici, che hanno dei sogni positivi, eccetera. E noi ci sforziamo anche di fare questo attraverso le iniziative che portiamo avanti, di inglobare in qualche modo la parte negativa, anche mediatica, che è rappresentata dai cattivi ragazzi, attraverso gli esempi positivi, e questo è una scommessa educativa. Gli esempi positivi possono inglobare e come dire, far diminuire il clamore degli esempi positivi. Perché lei dice la narrazione purtroppo è a senso unico. Diciamo che fa più scalpore ormai, che poi ci sia un problema di analfabetismo emotivo, perché per me è quella la base di tutto. L'analfabetismo emotivo, ovvero la mancanza dell'intelligenza emotiva, è un problema sia delle nuove generazioni che un po' anche delle generazioni adulte, che in qualche modo non si prendono la responsabilità con le funzioni genitoriali. Io parlo di funzioni genitoriali appositamente, non di ruoli. Non si prendono la responsabilità di in qualche modo accompagnare questi bambini e poi ragazzi allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, che qualora ci fosse è un po' difficile che si finisce a fare il delinquentello di quartiere. Quindi mi colpisce che poi i genitori, alcuni dei quali non sanno nulla delle attività extrascolastico, parascolastiche dei loro figli, cadono dal pero. Alcuni. Come fanno a non saperlo? Come fanno a non conoscere quello che è la vita di questi ragazzi, che chiaramente trovano un loro riconoscimento sociale, perché si sentono importanti a far parte di un gruppo, e non a caso vengono riprese molte volte le loro scorribande, le risse, esatto, le vengono violenze. pubblicizzate, vengono anche pubblicizzate, perché loro si sentono qualcuno. Il bullismo o il cyberbullismo in quel momento è come se rafforzasse, questo ovviamente fa anche pena, rafforzasse un'identità negativa, ma in qualche modo vengono riconosciuti come un qualcuno anche in negativo, e quindi noi lo dobbiamo combattere creando identità positive, rafforzando quei bravi ragazzi che possono dare invece una testimonianza, un contributo propositivo e civico e civile alla società. Senta, dottoressa, la scuola li ha tutti gli strumenti per fare questo lavoro?
Abbastanza, ma la scuola da sola, quando io sento dire ma la scuola dovrebbe insegnare quello, dovrebbe insegnare quell'altro, no, non può essere l'unico motore o l'unico depositario di qualsiasi variabile abbia a che fare col sociale e con le nuove generazioni. Ha un ruolo estremamente importante, no? Basti pensare che una volta si parlava di maestri come figure di riferimento delle nuove generazioni, come modelli da emulare. Beh, diciamo, le generazioni del passato, forse anche le nostre, sono state molto fortunate ad avere dei esempi anche tra i professori, tra i maestri di riferimento, particolari intellettuali, eccetera, eccetera. Oggi è un po' meno forte questo. Queste figure sono molto meno importanti perché hanno preso più spazio figure come gli youtuber e altri, diciamo, personaggi di dubbio gusto che comunque fanno credere, trasmettono il messaggio che fare i soldi è semplice, fare i soldi in determinate modalità è facile, insomma, come dire, i ragazzi o i bambini sono altamente condizionabili, non ce lo dimentichiamo. Senta, questo arriva, questi messaggi arrivano anche ai piccoli, visto che stavamo parlando delle elementari, ma arrivano già ai piccoli ragazzi delle elementari hanno già il cellulare? Qualcuno sì, certo, questo è a discrezione delle famiglie, quindi il discorso è che allora, la prima agenzia sociale è la famiglia, la seconda agenzia di socializzazione è la scuola, ma è la seconda che può intervenire qualora la prima funziona. Quando la prima non funziona, certamente la scuola fa, e io sono grata a tanti dei miei docenti che si adoperano oltre i loro compiti, ben oltre, con grande dedizione, grande passione, grande motivazione, grande competenza relazionale. Quindi si fa veramente del proprio meglio, ma essere sostitutivi, completi della scuola o della società intera è un po' utopico, un po' difficile, però certo si fa tanto anche alle elementari, prova ne è anche i premi che vincono. Senta, una delle battaglie dell'ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto era stata quello di riuscire ad istituire in tutte le scuole uno sportello di ascolto. È una battaglia nel senso che non è ancora stato reso possibile e il tema è ovviamente quello dei fondi. Cosa ne pensi? Esatto, è questo, lo ha già detto lei. Il problema è i finanziamenti ad hoc. Io avrei bisogno, come tutte le scuole, avremmo bisogno di uno sportello psicologico istituzionalizzato, cioè esattamente in organico come sono in organico i docenti, ma per questo ci vogliono dei finanziamenti ad hoc. A volte ci sono capitati dei finanziamenti, ma sono cifre che ci permettono di raggiungere un certo numero di ore, quindi capisce, non sufficienti a coprire il bisogno, soprattutto nella scuola media, perché insomma con i bambini è un po' più complicato, ci vuole estrema cautela, però già i ragazzi preadolescenti della scuola media, quindi della scuola secondaria di primo grado, hanno quel bisogno, abbiamo visto, grazie agli sportelli di mentoring, che tendono a deragliare dall'obiettivo del mentoring e dell'orientamento e quindi a voler parlare, manifestare le questioni emotive, emozionali, personali, ma noi al momento non abbiamo fondi ad hoc per questo e sì, andrebbe assolutamente istituito. Vede, lei ha toccato il tema dei fondi e sappiamo che il tema dei fondi è stato importante anche perché negli ultimi anni le gite scolastiche da dopo il Covid sono state praticamente decimate, pare per un aumento dei prezzi, è chiaro, ma anche insomma per una questione di fondi e di responsabilità, è corretto? Sì, però insomma le gite si fanno, le uscite didattiche si continuano a fare, il problema dei costi esiste, non solo un problema di costi ma anche di una procedura che è diventata sempre più farraginosa, ovvero il meccanismo legato agli acquisti, agli appalti, al noleggio dei pullman per fare delle gite fuori porta, che è diventato molto più stringente, molto più rigido e farraginoso, con molte più responsabilità delle scuole che tendono ovviamente a deflettere, perché? Perché il pagamento delle famiglie è dovuto in quel caso e nel caso qualcuno, come molto spesso capita, non adempie, crea un problema poi alle casse della scuola che già sono quello che sono. Piangono. Piangono, inutile che si continua a dire abbiamo i fondi PNRR, il meccanismo del PNRR, insomma chi ha familiarità con questo tipo di finanziamenti sa che non è che ci vengono dati dei fondi che noi poi spendiamo, ma è fatto col meccanismo degli anticipi, quindi noi dobbiamo anticipare dei soldi che poi ci vengono tra virgolette rimborsati e questo non ci consente di avere quella serenità di poter fare delle scelte, acquistare dei materiali, delle cose o mettere in campo dei servizi, facciamo fatica. Non è vero ad esempio, di cosa avrebbe bisogno il suo istituto? Se ci fossero soldi, come li spendereste?
per lo sportello psicologico istituzionalizzato, per uno sportello fisso di alfabetizzazione. Adesso c'è la nuova norma, ho sentito, varata per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, ce n'è particolarmente bisogno, ma anche lì pare che con meccanismo di finanziamento con fondi PON. Se così fosse confermato, e credo che lo sia, è un problema, perché è fatto con il sistema degli anticipi economici. Se invece ci fosse un fondo ad hoc per l'alfabetizzazione degli allievi che arrivano da altri paesi e noi per legge siamo tenuti a inserirli nelle classi, voi capite, senza che loro comprendano la lingua, e quindi è un'inclusione non adeguata, bisogna prima accompagnarli alla conoscenza della lingua, o almeno parallelamente, ma i finanziamenti devono essere liberi, non con il sistema degli anticipi. Dai fondi per lo sportello di alfabetizzazione, dai fondi per lo sportello psicologico. Basta con questo meccanismo degli anticipi che strozza le scuole, soprattutto gli istituti comprensivi che hanno delle casse un po' più fragili rispetto agli istituti secondari di secondo grado, tendenzialmente. Come mai? Beh, perché diciamo i contributi dei genitori, anche i finanziamenti sono poco più contenuti, quindi di solito è un po' più difficile, di solito. C'è un altro tema molto interessante, noi potremmo tenerla qui davvero 2 ore, dottoressa, anche perché finalmente per la prima volta abbiamo un dirigente che può parlarci insomma dei vari temi, dei vari aspetti, quindi le siamo particolarmente grati per aver accettato il nostro invito. Un altro tema importante è quello legato alla denatalità e quindi lanciato peraltro insomma anche dall'assessore Tessarolo, una denatalità che in qualche modo sta svuotando le classi, soprattutto insomma quelle dei piccoli. Come siamo messi soprattutto per il suo istituto comprensivo, il 5? Allora, con l'assessore Sernagiotto si sono organizzati diversi tavoli per tutti gli istituti comprensivi di Treviso per cercare di Fatto bene capire... a correggermi l'assessore Sernagiotto, non Tessarolo alle politiche sociali. Esatto. Ma entrambe collaborano con il nostro istituto, perché noi abbiamo il patto educativo di comunità, quindi entrambi gli assessorati, devo dire, collaborano attivamente, molto attivamente con la nostra scuola. È un problema che va accettato. Cioè, non è un problema che è risolvibile, perché purtroppo non si hanno i poteri magici per creare bambini. Ecco, quindi va accettato e va accompagnata la cittadinanza, la popolazione scolastica e quindi anche la morfologia dei 5 istituti comprensivi piano piano verso un cambiamento, senza attendere, come posso dire, forzature dall'alto che possono essere un po' traumatiche. Allora, questo cambiamento che cosa prevede? Cioè, per allinearsi? Chiaramente piano piano qualche plesso chiuderà, perché tenere un plesso aperto, che significa almeno 2 piani di scuola per 2 classi, ad esempio, 2, 3 classi, è anche uno spreco di denaro pubblico, cioè, non è facile. Dall'altra parte togliere un presidio sul quartiere fa sempre un dispiacere enorme e quindi si sta cercando di capire con calma, perché non sono cose traumatiche, si sta cercando di capire con calma quali possono essere i passaggi intermedi per accompagnare via via una transizione che è inevitabile per forza di cose. Nessuno è felice della denatalità, non certo i dirigenti scolastici. Nessuno lo è, nessuno vorrebbe gli accorpamenti, nessuno vorrebbe le chiusure delle scuole di plessi, nessuno. Ma come si fa a invertire la tendenza della denatalità? Avete dovuto fare qualche accorpamento anche voi? Ancora no. Quindi si vedrà nel prossimo anno. Comunque è un processo lento ma inesorabile. È iniziato, diciamo così, però per adesso è tutto, non c'è un calo drammatico. Le scuole d'estate? Anche ha lanciato il Ministero? Ha lanciato il piano di finanziamento delle scuole aperte d'estate tramite finanziamento PON e al momento io non sono in grado economicamente di poter aderire. Per il sistema di prima, il sistema degli anticipi economici, essendo un finanziamento PON, io non posso aderire perché ho 5 linee di finanziamento PNRR aperte e la mia segreteria è già in sofferenza, sa che significa lavorare in continua emergenza.
Se fosse un sistema diverso aderiremmo a braccia aperte. In compenso però abbiamo altri tipi di bandi, altri tipi di camp, per esempio grazie al bando vicinanze che ci permette con la cooperativa LOS e altre realtà come l'associazione Manitese eccetera di fare dei camp per la scuola primaria 2 settimane a luglio per la precisione, per la scuola secondaria a settembre. Ecco, in qualche modo ammortizziamo con dei camp gratuiti grazie a questi bandi a cui aderiamo e che riusciamo a porre in essere delle cose. Quindi io sono grata a tutte quelle associazioni che collaborano con l'Istituto Comprensivo Coletti e che mi permettono di fare delle cose che insomma sono all'atere rispetto ai finanziamenti appunto PON e PNNR. Quindi non solo insomma un progetto educativo, non solo come dire un percorso di istruzione e formazione, ma anche questi camp piuttosto che insomma le varie iniziative che vi vedono protagonisti. Ce ne sono tante, appunto molto grazie a dei genitori molto attivi, addirittura c'è un gruppo di genitori che si è costituito in gruppo scuola e territorio, proprio a segnare il connubio, il matrimonio che c'è tra scuola e territorio. O le cooperative e le associazioni che fanno parte appunto di uno strumento straordinario che è il patto educativo di comunità e che ci permette di mandare avanti tante iniziative gratuite per le famiglie. Esiste per esempio al piano inferiore della scuola, nella sede centrale, uno spazio aggregativo che forse faccio fatica a far conoscere, che si chiama lo spazio del villaggio. È mandato avanti da volontari che aprono il venerdì pomeriggio le porte del basso della scuola, del giardino e di una stanza e dell'atrio a tutti quei ragazzi del quartiere che vogliono incontrarsi con la supervisione dei volontari, fanno delle attività per esempio di pittura, di bricolage o delle altre attività e stanno insieme, sono dei momenti incredibili, positivi più che lasciarli soli per strada. In ultima battuta, la festa della Repubblica, dottoressa, noi siamo partiti da un po' più lontano, un passaggio sulla festa della Repubblica o come si spiega la Repubblica dei bambini di 6, 7, 8, 9, 10 fino ai 13 anni. Sì, si fa tanto, la mia scuola è particolarmente attiva sul settore storia. E sono molto grata agli insegnanti che se ne occupano, ce ne sono tanti, bravissimi e molto competenti. Perché? Perché portano avanti tutta una serie di iniziative come la raccolta di narrazioni, la raccolta di testimonianze. Per la scuola media c'è il curriculum proprio dell'educazione civica, ma si inizia già alla scuola primaria, anche con lo studio per esempio dell'inno nazionale. Con tante iniziative che hanno tutti lo stesso obiettivo, cercare di avvicinare le nuove generazioni a due cose, la propria storia e la memoria e il senso critico dell'oggi, e le due cose sono indissolubilmente legate. Se io non conosco la memoria della mia identità individuale e nazionale e collettiva, come posso sviluppare il senso critico sull'oggi e su quello che accade oggi? Quindi conoscere il passato, conoscere la propria storia, la storia del proprio territorio, andare a sviluppare una memoria e una coscienza civile serve a coinvolgere di più oggi nell'epoca dell'astensionismo, nell'epoca della disillusione. C'è bisogno che le nuove generazioni sviluppino un senso civico, anche un senso politico, perché non è una brutta parola. Grazie dottoressa, è stato un piacere averla con noi. Angela Ferraro, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 5 Coletti, davvero ce l'ha anche in spilla, insomma ha fatto benissimo proprio in tema di identità. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Noi andiamo in pubblicità tra pochissimo e poi qui con la Protezione Civile di Treviso. Vi aspetto. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, la notizia che vi abbiamo dato in apertura di questa edizione è quella del ritrovamento di 2 corpi dei 3 dispersi sulle acque del Natisone. La notizia è stata battuta per primo dal Messaggero Veneto, ve la facciamo rivedere. I corpi di Bianca e Patrizia sono stati trovati a 700 e 1000 metri dal punto dell'ultimo avvistamento. Continuano le ricerche invece di Christian. Questa è la triste nuova notizia della giornata, una notizia che purtroppo era prevedibile, sono dispersi ormai da 48 ore. Partiamo da qui con Maria Teresa Miori della Protezione Civile di Treviso e Riccardo Mastro Nicola, anche lui in coordinatore della Protezione Civile di Treviso. Io partirei da qui e partirei con te Riccardo, perché insomma voi in questi giorni di maltempo avete lavorato tanto, costantemente, ma soprattutto predicate la sicurezza in momenti come questi, dove ci sono dei bollettini che in qualche modo vanno a raccontare quello che accadrà.
Sì, buongiorno intanto buongiorno, a tutti. Buongiorno Riccardo. Sicuramente la sicurezza in una fase emergenziale, in una fase di maltempo è molto importante. Quello che noi andiamo predicando anche nelle scuole e anche andare a insegnare, quando facciamo anche Io non rischio, che è la campagna nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, è quella di mettersi sempre in sicurezza. Prima dobbiamo mettersi in autotutela, come noi diciamo tecnicamente, dopodiché si può iniziare a portare soccorso ad altre persone. L'autotutela è che quando piove ti devi portare ai piani alti e non ai piani bassi, perché è normale che l'acqua arriva dal basso, perché cadendo diciamo inizia a salire. Purtroppo la tragedia immane che è successa a Natisone, sul fiume Natisone, è sicuramente, io potrei dire anche un po' di incuria, diciamo di non sapere delle regole basi, non dico tante cose difficili, ma delle semplici regole che quando sale l'acqua ti porti ai piani alti, tutto qua. Senta, in questo caso c'era una sorta di imprevedibilità, no? Quest'acqua che si è alzata veramente, la piena che è arrivata velocissima, rimane comunque il fatto che si trovavano in un posto in cui non avrebbero dovuto trovarsi. Ecco, in questi anni di grande lavoro vostro, della Protezione Civile, di suo coordinamento, in queste settimane di maltempo, lei ha visto mai situazioni in cui le persone si sono messe in pericolo? Abbiamo visto gente cercare di salvare automobili o magari oggetti cari da cantine, da scantinati che inevitabilmente sono andati allagati. Sì, devo dire sì. Anche nell'ultimo intervento che ho fatto proprio io personalmente a San Vendemiano, la stessa cosa. C'era uno scantinato pieno invaso dalla grandinata super che ha colpito la zona tra Conegliano e San Vendemiano, la stessa cosa. La gente si riversa per salvare quello che diciamo sono i suoi ricordi. Oppure gli scantinati, oppure i sottopassi, quando le macchine c'è il sottopasso quella che segna rosso, non ci andate. Può essere anche un malfunzionamento, ma se piove ed è rosso la luce, non ci andate, c'è il perché. Non è che mettono il rosso, mettono il segnale o mettono il semaforo perché gli piace mettere il semaforo. Non rischiate, perché manca un nulla che l'acqua è sotto, che la macchina rimane sotto, e poi o i vigili del fuoco o noi con i varicelli, insomma qualcuno viene a portare in salvo. Ma se noi arriviamo in tempo si riesce a portare in salvo le persone, più che noi vigili del fuoco, ci mancherebbe altro. Ma se non arriviamo in tempo, le persone hanno seri rischi. Maria Teresa, voi avete lavorato tanto in queste 2 settimane, ecco, fenomeni così importanti, no? Abbiamo visto che insomma in 6 ore è arrivato giù 230 mm di acqua, stanno diventando sempre più frequenti dalla sua grande esperienza in protezione civile. Sì, i cambiamenti del clima sono ormai innegabili e sono all'attenzione di tutti, no? Vediamo bombe d'acqua improvvise concentrate su una zona. Faccio riferimento ad esempio a quello che è successo a Conegliano. In altre zone c'era il sole, a Conegliano è venuta una bomba d'acqua, 1 ora e mezza, grandine che sembrava neve da spalare. Ormai, come si dice, c'è questa imprevedibilità, anche a volte, come si dice, i sistemi matematici ormai non riescono più a darti quella certezza assoluta che avevamo prima, perché c'è questa imprevedibilità notevolissima, però questo deve far capire a tutti quanti che è ancora più importante avere una coscienza dei limiti. Dobbiamo partire da un concetto che l'evento naturale è imprevedibile ed è molto più forte di quella che è la nostra capacità di prevedere. L'acqua, quando arriva, travolge tutto. Il fulmine, quando arriva, è devastante. Cioè, non possiamo pensare di essere io sono forte, io vado, faccio. No, c'è un pericolo. Vedete, queste sono le frane, poi esatto. Gli smottamenti, perché il territorio tra l'altro è estremamente fragile e non è più stato in grado di assorbire l'acqua. Certo, perché comunque dopo è tutto un sistema complessivo. Siamo a Valdobbiadene, ad esempio. Ecco, è tutto un sistema complessivo di compromissione del territorio. Questo è Conegliano che le aveva nominato, è tutta una situazione di compromissione del territorio
che si somma a degli eventi meteorologici intensissimi. In 2 giorni è venuta giù l'acqua, che veniva giù in genere in un mese, concentrata, quindi dopo c'è la difficoltà di smaltimento, quindi attenzione, l'attenzione è fondamentale, non ci si può più mettere in pericolo, bisogna stare attenti. Quando noi facciamo, come diceva Riccardo, le campagne Io non rischio, bisognerebbe che le persone si fermassero, ascoltassero, perché diamo delle notizie utili e fondamentali per la sicurezza delle persone, perché quando arriva ti travolge. Allora Riccardo, la sicurezza delle persone e poi c'è la sicurezza di un territorio che in qualche modo è stato aiutato con i bacini di laminazione, insomma non possiamo non dire che dal 2010 in poi si sia intervenuti sul territorio. Manca il Piave, mi viene da dire, no? Perché ancora qui col bacino bisognerà capire che cosa fare. Ci sono purtroppo dei comuni che stanno anche litigando su questo, sulla soluzione migliore da trovare. Che cosa manca ancora da fare secondo lei? Voi che il territorio lo conoscete bene, dai piccoli interventi ai grandi bacini. Ma io personalmente sono un volontario, perciò non sono dentro a livello tecnico e scientifico per dare questa definizione o questa risposta. L'unica cosa è che sicuramente noi da parte nostra i volontari vanno, con anche l'ausilio dei vigili del fuoco, che veniamo chiamati in ausilio loro, a portare aiuto alle persone. Quello che mi sento di dire è quello che tutti i territori devono essere sicuri. Poi chi deve fare, chi fa che cosa, come diciamo noi in protezione civile, ognuno sa che cosa deve fare. Noi facciamo il nostro, i vigili del fuoco fanno il loro e gli amministratori devono fare il loro, ma che cosa serve a un comune rispetto all'altro è la comunità scientifica che lo deve dire. Glielo chiedo perché ad esempio noi abbiamo raccolto diverse testimonianze magari di persone che dicevano ma insomma questo tombino è otturato, ma insomma lungo questo argine ci sono un sacco di rami, non è stata tagliata la vegetazione. Quando voi arrivate sul posto, anche nel piccolo, quali sono le criticità che trovate che adesso, indipendentemente da quando si rompe un argine, perché allora lì sì, come dice Maria Teresa, quella è la forza dell'acqua, è la forza della natura, poco possiamo fare, ma nel piccolo, nella salvaguardia dei territori, secondo lei? Allora, intanto un argine si rompe non per la vegetazione o per il flusso di acqua, ma i smottamenti arginari e le rotture arginari purtroppo avvengono perché abbiamo i nostri animaletti pelosi che si chiamano nutri, che scavano le caverne, perciò gli argini diventano fragili e quando entra l'acqua si suol dire, i vecchi motti dei vigili del fuoco, il fuoco lo spegni ma l'acqua non la fermi. Ecco, perciò le rotture arginali abbiamo visto anche a Campo San Piero durante l'ultima emergenza e si è rotto un argine, ma questo viene dato da delle caverne all'interno che vengono fatte dagli animaletti che si chiamano nutri. Poi diciamo gli interventi arginari il Genio li sta facendo, perché non si può dire che non li sta facendo, ma diciamo lì è una cosa un po' più grande, bisogna fare un certo tipo di ragionamento anche a livello provinciale con le varie polizie provinciali per quanto riguarda anche l'ambiente e tutto. La nostra difficoltà sicuramente in una rottura arginaria o comunque limitare l'acqua è impari, l'acqua si può limitare, possiamo fare sacchi, saccate, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma è una limitazione momentanea. Dobbiamo solo aspettare che l'acqua defluisca. Questo è Sile, guardate. Questo è Sile, qua è Casier, o Casale, cioè l'imbarcadero di Casale. Sì. Ecco, perciò dobbiamo solo aspettare che l'acqua defluisca. Noi abbiamo questi problemi qua quando abbiamo il vento di scirocco, perché lo scirocco soffia contro il golfo, la laguna di Venezia e perciò non ci dà la possibilità l'acqua di smaltire e di fluire verso il mare e perciò è normale che torna indietro, comunque stagna. Qua siamo a Casier, Casale che ultimamente ha qualche problemino, ma è dato attualmente perché fino a qualche anno fa si alzava ma stavamo abbastanza tranquilli. Allora, le immagini, avete riconosciuto il porticciolo, poi abbiamo visto ad esempio, abbiamo alcune immagini anche di San Biagio, di Callalta, qui siamo ancora lì. Tra l'altro noi abbiamo incontrato persone anche lì sul posto, come dire, che conoscono ormai il loro territorio, no? Che insomma lo amano talmente tanto questo Sile da essere affascinati da questo spettacolo, quindi c'è questa natura che affascina.
forse non spaventa ancora abbastanza. Io so che voi come Protezione Civile, già Riccardo me l'hai detto, fate tanti corsi, arruolate le persone, ma dal punto di vista dei volontari come siamo messi, Maria Teresa? Allora, la provincia di Treviso è seconda, mi pare, dopo la provincia di Padova come numero di volontari. Certo che ovviamente ci sono anche persone di una certa età. Noi quello che chiediamo anche nella giornata che abbiamo fatto, nella seconda giornata della Protezione Civile, dove abbiamo fatto questo lavoro con le scuole, quello che noi... Scuole sicure? Sì, esatto. Abbiamo insieme ovviamente all'assessorato regionale quello che cerchiamo è di avvicinare i giovani, perché ovviamente serve forza giovani, serve forza al lavoro, servono ragazzi, possono iscriversi con l'assenso dei genitori dai 16 anni, in maniera autonoma compiuti 18 anni, perché serve l'infa giovane, serve... Pensi che nell'emergenza, questa numero 40, dal 15 giugno da 15 maggio al 27 di maggio, complessivamente nella Regione Veneto, quindi in tutte le province interessate, c'è stato il coinvolgimento di 6.594 volontari. Ma perché lei l'ha chiamata la numero 40? Perché vengono numerate dalla Protezione Civile, quindi questa era emergenza numero 40, no? Ecco. E la provincia di Treviso, in quelle 2 settimane che abbiamo avuto mercoledì, giovedì e venerdì, poi la settimana dopo abbiamo avuto di nuovo mercoledì e giovedì, abbiamo avuto il coinvolgimento di circa 500 volontari, perché bisogna tenere conto poi che sono giorni lavorativi e quindi le persone devono potersi allontanare dal lavoro, con una 31 associazioni coinvolte direttamente. Io, se mi consente, prego, vorrei qui fare un ringraziamento, perché proprio con questa emergenza abbiamo visto il lavoro di squadra, volontari, provincia, vigili del fuoco di Treviso, Genio Civile, Consorzi Acquedotti e poi la nostra casa madre, la Protezione Civile regionale, perché è proprio il lavoro di squadra, con Riccardo praticamente anche questa volta abbiamo vissuto al CCS dai vigili del fuoco, che sono sempre, come si dice, stupendi, anche il comandante, l'architetto Costa, c'è un rapporto, una sinergia grandissima, e soprattutto dico i volontari veramente sono incredibili, perché Mastro Nicola è stato insieme a me al CCS a coordinare tutto, un altro coordinatore è stato al COC di Castelfranco, un altro coordinatore ha fatto avanti e indietro da Verona a prendere sacchi di juta che poi distribuivamo a tutti, quindi veramente un lavoro di squadra, di supporto ai comuni. Noi adesso abbiamo anche il Consiglio provinciale ha deliberato la costituzione del gruppo provinciale, come è nelle altre province. Adesso noi proseguiremo con lo statuto, il reperimento. Proprio con questa finalità, il gruppo provinciale deve essere un gruppo che va in supporto ai comuni. Io ho ricevuto, e lo estendo qui pubblicamente a tutti, il ringraziamento del dirigente di un comune che ha detto: caspita, avervi avuto così vicini anche le altre volte, ecco, quindi solo la squadra fa la grande differenza. Riccardo, ha avuto un momento di paura, di criticità in queste settimane? C'è stato un momento, qualcosa che l'ha preoccupata particolarmente? Ci racconta un episodio? Guarda, quando sono al CCS il momento per me è il massimo di attenzione, in quanto nel momento, come diceva la dottoressa, nel CCS c'è il prefetto, c'è il comandante, c'erano i comandanti, c'erano i massimi dirigenti delle forze dell'ordine trevigiane, perciò sicuramente rapportarsi per noi volontari con dirigenti
molto di più perché preposti di noi a fare questo, sicuramente è un momento di massima attenzione. L'unico momento un attimino, diciamo così, un po' sopra le righe è stato il momento in cui Castelfranco stava per andare sotto e Asolo stava per andare sotto. In quel momento erano circa le mezzogiorno meno 10, è stato un momento di crisi perché i vigili del fuoco di qua, noi di là. Io ho dovuto mandare 3 squadre delle mie in supporto a Castelfranco, dove abbiamo dovuto fare un bypass tra le mura del castello e la Venale dall'altra parte per buttare via l'acqua, perché sennò sarebbe stato il problema che Castelfranco andava completamente in laguna un'altra volta. E Asolo aveva i problemi ad Asolo, perciò tutti i colleghi del Montebellunese, ringrazio il collega Netto di Montebelluna, tutti immediatamente ad Asolo darono una mano, manforte i colleghi di Asolo. Ecco, quello lì sono stati un quarto d'ora, 20 minuti un attimino per capire dove mandare le squadre, perché avevamo 2 emergenze in un attimo che stavano esplodendo. E bisognava prendere delle decisioni velocemente. Assolutamente. Grazie davvero per essere stati con noi, Maria Teresa Miori, Riccardo Mastronicola, grazie davvero per il vostro lavoro. Noi tenevamo particolarmente ad avervi come ospiti oggi. Questa sera faremo anche un servizio nel nostro telegiornale delle 7:30 proprio per andare a raccontare insomma il vostro lavoro, il numero di ore lavorate, i volontari, come ci ha raccontato lei Maria Teresa, e insomma i momenti quelli più forti e il grande lavoro di squadra che davvero riuscite a fare ogni volta. Quindi davvero grazie per essere stati qui con noi, una grande famiglia quella della Protezione Civile. Se volete entrare, sono qua, questi sono i riferimenti, se volete entrare in questa famiglia contattateli, ovviamente su internet trovate tutto, contatti, sito, ecco, è una grande famiglia, è davvero. Volevo dire solo una cosa, quel giovanotto ogni volta che c'è emergenza, se dorme 2 ore per notte è tanto. Ecco, riusciamo a farlo recuperare, vogliamo volontari per fargli prendere un po' di fiato. Grazie davvero per il vostro lavoro. Noi abbiamo terminato questa nostra edizione, ora dopo di noi il documentario Borgo Italia, poi a seguire alle 14:10 il film Totò, Fabrizio e i giovani d'oggi, un film bellissimo del 1960, non perdetelo. Grazie per essere stati con noi e ancora buona festa della Repubblica a tutti voi, arrivederci. Buona giornata.